Bene, bene, siamo in diretta. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla diretta del nostro confronto dal titolo Primude Maius, a Sardigna Nostra, Popolare Birde e Sarda. Vi ricordo che questo confronto, che ho il piacere di moderare, potrà essere seguito dalla pagina Facebook e YouTube di Camminera Noa, direttamente dai siti che trasmettono questa diretta, compreso il sito del Manifesto Sardo. Interverranno Omar Onnis, storico e scrittore, Stefano Puddu Crespellani di Sardegna Possibile, Cristiano Sabino, attivista di Camminera Noa e saggista, Lorenzo Paulicchi di Fridays for Future, Paola Pilisio, ambientalista, Sandro Roggio, architetto, Nicolino Camboni di Rifondazione Comunista. Vi saluto tutte e tutti. Bene, io partirei dalla prima domanda a considerazione che rivolgo ai nostri relatori e alle nostre relatrici. E la prima domanda è sul futuro, sulle possibilità della costruzione di una Sardegna verde. Come costruire la conversione ecologica in Sardegna? Prima dell'emergenza virus si era già diffusa per oltre 30 anni una tendenza culturale che non metteva al centro le persone ma solo i mercati e la finanza. Un mondo che era già fortemente compromesso da una crisi economica insieme alla più grande crisi climatica ambientale mai conosciuta. Il mondo che abbiamo conosciuto prima del virus continuerà probabilmente in altre forme, anche più violente, a mettere a rischio quei livelli di coesione sociale che fino a ieri ci potevano sembrare acquisiti per sempre. Come facciamo a far comprendere alla società che hanno ragione i movimenti globali come Fridays for Future, come Extinction Rebellion, e che non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema? È possibile immaginare una Sardegna verde, sostenibile, una terra di pace che superi l'occupazione militare e in grado di garantire standard più alti di convivenza e di qualità della vita? Un'isola che smetta una volta per tutte di massacrare lavoratori, comunità, per riattivare le vecchie produzioni petrolchimiche, fallimentari e inquinanti, compresa la fabbrica delle bombe di RVM. Quindi possibile immaginare un sistema trasparente, pulito, magari pubblico, senza speculazioni finanziarie ai danni dei territori per le rinnovabili e orientato all'efficienza energetica? È possibile immaginare una gestione più accurata di risorse e di rifiuti con un sistema di mobilità sostenibile? Quali strade dobbiamo percorrere per costruire un Green New Deal per la Sardegna? Chiedo per questa prima domanda considerazione che risponda Stefano Puddu Crespellani. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io, siccome abbiamo avuto la fortuna di ricevere anche tutte le tre domande in precedenza, farò un intervento che in qualche modo le attraversa, non sarà unicamente sulla prima, ma un po' cerca di affrontare l'insieme delle questioni. E la prima cosa che volevo è dare, ricordare questa festa di oggi, no? Che oggi viviamo un po' come la festa del telelavoro, questo telelavoro che diventa illimitato nei suoi orari e precario nelle sue forme, e che vede il popolo che è passato dalle piazze alla diretta streaming. Nelle piazze si scendeva il 1° maggio a esprimere la forza dei lavoratori, diciamo un contropotere rispetto ai grandi poteri, e oggi forse ci ritroviamo piuttosto con dei sentimenti dominati dall'incertezza. Vivendo lo scenario di un crollo di sistema. E io credo nell'importanza dei sentimenti e delle emozioni in politica. E di fatto, diciamo, a me dispiace non poter vedere
qual è l'uditorio di oggi, no? Quali sono le persone, perché avrei desiderio anche di capire 35, perché molti dei ragionamenti che faremo ora riguardano tutti, ma in particolare riguardano voi. La politica si occupa dei sentimenti e come, la psicopolitica è quella che cerca di inoculare la paura, di fornire confusione nelle menti della maggior parte dei cittadini e di farci cadere nel sentimento di impotenza. L'impotenza è il sentimento di dire non posso far niente, e quindi anche nessuno può far niente. Questa sarebbe la conclusione cinica, diciamo, oppure nella speranza di qualcuno che magari può far tutto, che è la speranza fideistica del leader, e che diciamo, sono due spazi in qualche modo antidemocratici. Allora, l'impotenza è una brutta bestia per me, perché genera rancore, risentimento e passività, sostanzialmente. Quindi credo che la politica, in primo luogo, sia la politica che noi dobbiamo fare insieme, quella che ci deve portare a uscire da questo sentimento e organizzare un sentimento collettivo di possibilità, la possibilità di fare delle cose. Allora, noi abbiamo vissuto nel 2011 l'epoca, la tappa dell'indignazione, del 15 maggio, soprattutto per esempio in Spagna è stato molto importante. Io sto vivendo lì da molti anni. È stata la prima scossa di un equilibrio del sistema che non regge, veniva dopo il 2008, che viveva il virus della speculazione. Però dopo quel momento noi abbiamo visto come il neoliberalismo si è ricomposto. Sostanzialmente non è cambiato nulla dopo quel momento che sembrava così drammatico. E quindi la nostra domanda è anche quella di chiederci cosa possiamo fare perché stavolta della Sardegna, evidentemente il nostro tema. Io ricordo anche che 3 giorni fa, il 28 aprile, si parlava della sarda rivoluzione, si parlava di come è importante che poi dei fermenti, diciamo, che accadono su uno scenario più ampio, poi vengano raccolti da noi e portati, diciamo, alla nostra misura e coniugati cucinati a modo nostro, no? Nel 2018 c'è stata la sollevazione climatica, i giovani che si sono mossi per il clima, e quindi io quello che proporrei, la prima proposta che farò, perché sta per finire il tema, è, diciamo, se dovessi proporre un sentimento o uno stato della mente a chi ci ascolta e a tutti noi, è quello del risveglio. Il risveglio dalla passività ipnotica e il risveglio dall'incubo di questa realtà, di quella normalità che ci ha portato alla situazione in cui siamo. Appunto, una situazione in cui tutto è più precario e in realtà noi siamo in attesa di quella che sarà il grande colpo che sta per arrivare, che è quello della crisi climatica. E quindi ecco, diciamo, il risveglio ci deve portare a guardare le crepe da cui filtra la luce. Ho finito il tempo e magari riprenderò più avanti. Aspetta un attimo. Non riesco a spegnere il telefono. Grazie Stefano. Sì. Grazie Stefano. Cristiano Sabino. Salve a tutti. Salve a tutti. Io vorrei rispondere a questa domanda che è molto complicata, perché è una domanda che affronta la ferita della nostra contemporaneità in Sardegna con alcune piccole considerazioni. Noi ci troviamo oggi a fare una festa del lavoro in tempi molto diversi da quelli descritti nell'Ottocento, per esempio da Carlo Marx. Lui, per esempio, descriveva una situazione in cui c'erano dei capitalisti, diremmo oggi imprenditori, che creavano valore sfruttando gli operai, classicamente, no? Invece in Sardegna e in altre parti anche ovviamente del mondo
anche dello Stato italiano, la cosa non va proprio così, nel senso che molto spesso ci sono invece che degli imprenditori, ci sono dei prenditori che non creano valore, neanche basandosi sullo sfruttamento, semplicemente basandosi sul valore già creato dal pubblico. Perché noi possiamo fare un calcolo approssimativo su quanti soldi pubblici hanno preso i capitalisti, gli imprenditori, le aziende, le multinazionali, soprattutto dalla regione Sardegna, dallo Stato, negli ultimi anni. Cioè è impressionante, nessuno penso che l'abbia mai fatto questo calcolo, dovremmo farlo, ma se noi andiamo a cercare, per esempio, la miniera di Nuragi Figus del 96, per rimanere aperta in passivo, ha preso circa 600 milioni. Quindi se noi andiamo a vedere i soldi che sono stati erogati all'Alcoa, Portovesme, la Saras, insomma tutte le Ottana, per esempio, ecco, noi vediamo che non si tratta di imprenditori, ma si tratta di prenditori, cioè di gruppi che hanno preso le risorse pubbliche, inquinando o anche senza fare niente, perché la Corte dei Conti anni fa ha denunciato il fatto che in Sardegna, anche in altre parti dello Stato italiano, ma in Sardegna la cosa è stata drammatica, moltissime aziende hanno aperto capannoni fantasma, a volte senza neanche montare i capannoni, prendendo i soldi, i finanziamenti. Quindi il problema è stato questo, che negli ultimi 10-15 anni la regione Sardegna ha finanziato, ha buttato via milioni e milioni di euro, centinaia di milioni di euro. Noi abbiamo una banca pubblica che è la Sfirs, che ha fondamentalmente funzionato da bancomat per questi prenditori, molto spesso non sardi, qualche volta sardi, ma la differenza è poco importante. E tutto questo ha creato dipendenza e avvelenamento della Sardegna. Se noi andiamo a vedere soltanto nel Sulcis, il rapporto Sentieri ci dice che noi abbiamo circa 32.000 ettari completamente avvelenati, cioè zone che noi non possiamo più impiegare. Adesso, di fronte a questa questione, una politica trasversalmente intesa da centro-sinistra o centro-destra, fondamentalmente hanno fatto le stesse scelte, invece di fare corsi regionali per elettricisti, perché non abbiamo fatto corsi regionali per formare maestranze adette alle bonifiche? Perché noi con le bonifiche avremmo lavorato molto bene, quindi avremo tutti gli strumenti per intervenire. C'è anche da dire che noi abbiamo un articolo 5 dello statuto che recita questo: la regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni di leggi in materia di lavoro, antichità e belle arti, per esempio. Questo articolo è mai stato usato? Se non per adeguare gli stipendi al rialzo dei manager o dei dipendenti pubblici, dei dipendenti regionali, dei funzionari più che dipendenti, dei funzionari regionali. Allora, noi abbiamo anche uno statuto che è molto povero, a dire la verità, però potrebbe essere, cioè sarebbe stato uno strumento che avremmo potuto usare, invece non l'abbiamo mai usato. Abbiamo la Sfirs e non l'abbiamo mai usata, abbiamo uno statuto e non l'abbiamo mai usato. E per chiudere, perché ci sono tante cose da dire, ma ne vorrei accennare almeno a qualcuna. Noi adesso abbiamo delle sfide, per esempio adesso c'è la questione della scuola, la ministra Azzolina vuole fare un concorso per precari che sarà lesivo nei confronti dei precari sardi, perché sarà un concorso aperto soprattutto a giovani studenti, che non ignorerà completamente il lavoro già fatto dai precari. E noi rischiamo di perdere in Sardegna tra i 3 e i 6.000 posti di lavoro. In una situazione di crisi come quella che sta arrivando sono tantissime risorse, e poi anche un peggioramento della scuola sarda, che si troverà molto probabilmente a non avere insegnanti radicati sul territorio. Ci sono tante altre questioni che potrebbero essere affrontate. Sicuramente noi dovremmo anche rivalutare completamente il nostro patrimonio archeologico, perché non è possibile che nelle grandi capitali europee ci siano card dove uno arriva, spende 50 euro e può beneficiare di tutti i servizi, di tutti, per esempio, i musei, eccetera. In Sardegna invece si va a macchia di leopardo, quindi servirebbe una card culturale, una Sardigna card, che permettesse di mettere in rete il sistema culturale e archeologico
che noi abbiamo. Quello che voglio dire è che la bacchetta magica non esiste, ma esiste il pensiero di un'alternativa. Cioè noi non possiamo più pensare di essere schiavi di multinazionali che arrivano da fuori e fanno disastri. L'ultima parola la vorrei spendere sull'artigianato. Cioè il signor Renato Soru ha distrutto il sistema espositivo dell'artigianato isolano, che era un carrozzone per certi versi, ma funzionava abbastanza bene, l'isola, e l'ha sostituito con un'agenzia diretta da manager milanesi che, visto con i miei occhi, arrivavano in Sardegna, dicevano agli artigiani quello che dovevano fare, e così è stato distrutto il mondo dell'artigianato. La politica in questi anni, trasversalmente intesa, ha fatto soltanto danni. Io credo che sia arrivato il momento di creare un movimento per il lavoro in Sardegna, usando questa prospettiva. Grazie Cristiano Sabino. Omaronnis. Buonasera a tutti, saludos a tutti. Ciao Roberto. Provo a tornare un po' in tema Sardegna Verde, perché secondo me chiaramente poi questi temi si intersecano tra di loro e penso che tutti quanti abbiamo un'idea anche generale all'interno della quale ci sono poi tanti temi specifici che si incrociano, no? Il tema ecologico dell'equilibrio ambientale, che non è solo poi tra l'altro il problema del riscaldamento globale, ma è anche il tema dell'inquinamento, della distruzione di ecosistemi, dell'abbattimento della biodiversità, eccetera. È un tema globale. Nel mondo globalizzato è globalizzato anche questo problema, come sappiamo, ed è un tema epocale, strategico. Non lo diciamo noi, lo dicono moltissimi analisti, lo dicono ricercatori, scienziati, un po' meno la politica, che chiaramente deve fare sempre i conti con i propri mandanti e con gli interessi a cui risponde. Questo problema va declinato anche in Sardegna, senza aderire in modo astratto alle cornici e al discorso generale che va per la maggiore a livello mondiale, ma provando ad avere uno sguardo nostro. Questa ricetta secondo me dovremmo applicarla sempre. Cosa significa avere uno sguardo nostro? Io stavo guardando, ho visto da poco, perché è stato rilasciato gratuitamente, il documentario L'ultimo pugno di terra, no? Di Fiorenzo Serra. Vi consiglio di guardarlo, è su Vimeo per qualche giorno gratuito. Che era uno spaccato non tanto della Sardegna degli anni 60, ma proprio dell'ideologia di chi guardava quella Sardegna negli anni 60. Ed erano sardi, attenzione. Era lo sguardo a essere pericolosamente, come dire, orientato. Non vorrei che facessimo lo stesso errore. Quindi il problema di una Sardegna verde si lega col problema del lavoro, si lega col problema dell'autodeterminazione, deve riguardare il problema dell'energia. Noi sappiamo che oggi come oggi la Sardegna è una specie di batteria attaccata chissà dove, ma che sostanzialmente produce energia per altri e ne distribuisce malissimo ai propri utenti, alla propria utenza, facendola pagare anche più cara. È un problema di inquinamento serissimo di tante aree, sia per le vecchie servitù industriali dismesse o più o meno in funzione, sia per chiaramente l'occupazione militare di ampie porzioni del nostro territorio. Ed è un problema anche di modello di sviluppo, diciamo così. La Sardegna ha questa idea di sé, i sardi hanno l'idea di sé di essere arretrati, no? Sempre in ritardo sui tempi. Su certe cose potrebbe essere un vantaggio se fosse vero. Per esempio, noi sappiamo che una delle cause del coronavirus, proprio del fatto che sia mutato e sia diventato trasmissibile all'uomo, è la contiguità degli ambienti naturali con gli ambienti umani, l'eccessiva antropizzazione ormai del pianeta. È una delle cause ed è una causa di questa pandemia e probabilmente sarà la causa anche di altre pandemie che potranno esserci. Dobbiamo essere pronti. Uno dei modi per attenuare questi problemi in futuro è per esempio lasciare nel pianeta ampie aree naturali.
non tanto e non solo per rispettare l'equilibrio, la biodiversità, eccetera, che è un problema anche quello, ma proprio per evitare che si creino delle situazioni come quella del coronavirus. In Sardegna abbiamo un grado di antropizzazione, un tasso demografico bassissimo, siamo in grado di avere delle aree naturali molto ampie che possono essere delle oasi di biodiversità e dei cuscinetti, diciamo così, delle aree cuscinetto in cui non incide tanto l'antropizzazione, e sono anche la garanzia per evitare che ci siano trasmissioni soprattutto di virus da animale a uomo. Chiaramente noi parliamo della Sardegna e possiamo anche farlo, è un discorso che andrebbe esteso più in termini più generali, ma da noi è un po' più semplice farlo. Dovrei dilungarmi su altre questioni. Prima si è parlato del ritorno alla normalità. Cos'è la normalità in Sardegna? Nella Sardegna contemporanea e nella Sardegna degli ultimi 30 anni? È una normalità di crisi. Persuadere i sardi che forse tornare alla normalità non può essere un obiettivo tanto interessante, secondo me non è difficilissimo, perché anzi è dalla normalità che noi dovremmo allontanarci, essere un po' anormali se vogliamo. Il discorso va declinato probabilmente in termini concreti, cioè dobbiamo essere capaci di creare un movimento politico ampio, plurale, rispettoso delle proprie differenze interne, ma che parli poi agli interessi concreti, agli interessi materiali dei sardi e declinati nei termini che toccano la vita delle persone. Quindi il problema dell'energia non è solo un problema astratto, ma è un problema anche molto concreto. Il problema del ciclo dei rifiuti è un problema generale, ma anche concreto, sia per quanto riguarda la raccolta spicciola, no? Casa per casa dei rifiuti solidi urbani, sia per quanto riguarda poi il trattamento, il riciclo. Pensiamo al ciclo dell'alluminio. Noi produciamo in Sardegna ancora alluminio primario, quando l'alluminio è un materiale riciclabile al 100%, e non siamo stati in grado di riconvertire quel comparto industriale in termini molto più intelligenti. Pensiamo alle bonifiche, chiaramente, come diceva Cristiano, quello lì si aprirebbe un fronte gigantesco, ma anche in termini proprio di possibilità di lavoro. Quindi concludo qui. Il discorso della Sardegna Verde è un discorso strategico, va portato avanti, va promosso, va chiarito, sempre tenendo conto della nostra realtà e chiaramente anche della connessione della nostra realtà con tutto quello che ci circonda. Grazie Omar. Lorenzo Paolicchi. Sì, buonasera a tutti, ciao. Io per rispondere a questa domanda vorrei un attimo anche aggiornarvi un attimo su quello che stiamo facendo noi come Fridays for Future. Io sono un attivista, ho 18 anni compiuti da pochissimi giorni, quindi sono molto giovane e ho iniziato a fare attivismo veramente da molto poco. Noi il 24 aprile abbiamo lanciato una campagna Ritorno al futuro, che è per l'appunto incentrata sul tema della rinascita, la vera rinascita, quella che dovrebbe essere la vera rinascita, ovvero una ripartenza economica incentrata sulla transizione energetica. È articolata su più punti, firmata da economisti, intellettuali, climatologi, scienziati. Perché abbiamo fatto questa campagna? Abbiamo fatto questa campagna sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto ci preoccupava molto il fatto che per questa pandemia purtroppo c'è stato un po' un appiattimento di tutto il dibattito sul cambiamento climatico, perché ovviamente il cambiamento climatico, la crisi climatica non va in vacanza quando c'è estate e non va neanche in quarantena durante il Covid, anzi, come viene stato detto prima, il coronavirus è causato anche, anzi e soprattutto, dalla distruzione degli ecosistemi e quindi in certo qual modo è legato alla questione climatica e ambientale. E poi e quindi avevamo paura per l'appunto di perdere quello spazio che ci eravamo duramente guadagnati con manifestazioni, scioperi, attività di dibattito riguardo al cambiamento climatico, anche se è sempre stato affrontato in maniera molto superficiale, soprattutto dalla stampa mainstream. E poi perché noi non vogliamo ripetere due frasi che sono ripetute molto in questi giorni, che vogliamo tornare come era prima e che sta andando tutto bene. No, prima
quindi non sta andando tutto bene, sicuramente questo è certo, e non vogliamo tornare come era prima. Questo perché? Perché ricollegandoci al tema della Sardegna Verde, come è stato detto anche precedentemente, che cos'era il prima, che cos'era lo sviluppo in Sardegna prima? Era uno sviluppo basato sull'industrialismo selvaggio, su un modello di sviluppo totalmente senza senso, che è stato diciamo incentrato tutto sul piano della rinascita, e che poi è stato continuamente alimentato quasi come una macchina tene su malato terminale, perché l'industria questo è una vera e propria archeologia che non dà più posti di lavoro. Ormai non si dovrebbe più parlare neanche di classe operaia, ma di classe purtroppo di cassi integrati. Quindi invece di aspettare che il mondo vada avanti, il mondo è già andato avanti. La Sardegna non fosse stato per una classe politica clientelare, e quindi per l'appunto la necessità di riscoprire un nuovo modo di fare politica. Noi nel nostro piccolo abbiamo pensato per l'appunto a questo nostro movimento, ma secondo me è interessante e importante trovare assolutamente tutte le forze politiche che sono disposte a unirsi per cercare di comprendere che la Sardegna ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo, un modello di sviluppo che sia diverso anche dal punto di vista energetico, quindi comunità energetiche. Stiamo parlando di rifiuto di qualsiasi tipo di metanizzazione, che è in pieno di rinascita, sostanzialmente rieditato in una seconda fase, quasi riesumato, e quindi abbiamo bisogno invece di fonti di energia rinnovabili. L'alternativa c'è, il problema è la volontà politica e anche la persuasione dei sardi. Grazie Lorenzo Paulicchi. Tra l'altro noto con molto piacere che tra la diretta Facebook e la diretta YouTube ci sono ad ora 81 persone collegate che ci ascoltano. La parola adesso all'ambientalista Paola Pilisio. Buonasera a tutti, ciao Roberto, grazie per l'invito. Allora, io mi collego casualmente alla conclusione di Lorenzo Paulicchi quando ha parlato di percezione, perché l'emergenza Covid in qualche modo ha confermato che la percezione continua a essere un punto cruciale per far capire alle persone l'esigenza di un cambio di rotta. Non c'è bisogno di dati per poter dire che i morti da inquinamento nel mondo, ma anche in Sardegna, sono molto più numerosi rispetto ai morti da Covid. Le malattie legate alle emissioni sono innumerevoli, ma la percezione del pericolo, come abbiamo visto, in realtà avviene solo quando questo pericolo è imminente. Ora, nessuno ci ha mai fatto chiudere in casa fino a questo momento nelle aree SIN di Porto Torres e Sassari o del Sulcis Inglesiente, ma alla pari di San Rocco o Perdas de Fogo. Siamo sempre potuti uscire a tutte le ore del giorno e della notte liberamente per respirare a pieni polmoni diossine, metalli pesanti e benzene. In questi luoghi non ci è stato chiesto di indossare le mascherine mai, nonostante insomma ce ne fosse bisogno. Quindi questo conferma che la percezione e la comprensione sono un punto sul quale bisogna lavorare moltissimo. Certo, il governo e l'informazione hanno fatto la loro, cosa che invece per quanto riguarda i cambiamenti climatici sicuramente hanno lavorato molto di meno. Se ci pensiamo, in realtà la risposta poi che ha dato la popolazione a questa emergenza Covid è stata straordinaria. Insomma, tutti si sono chiusi in casa, compresi i malaffaristi, gli inquinatori, i sindacalisti, i confindustriali, ma anche la gente per bene. Per la prima volta in qualche modo il principio di precauzione, quindi di tutela della salute, ha avuto la meglio su tutto. Non solo non si è usciti per tutelare noi stessi, ma non si è usciti anche per tutelare la salute degli altri. In questo caso si è parlato della salute degli anziani in particolar modo. Quindi la salute è bene comune, chi l'avrebbe mai detto? Per non parlare poi anche dei benefici che ha avuto il pianeta, se vogliamo, anche benefici immediati. Da quando è iniziato questo isolamento in mezzo mondo abbiamo visto le acque trasparenti in laguna a Venezia, la boccata d'ossigeno in pianura padana, o anche la riappropriarsi anche nelle aree urbane di animali che sono abituati a stare invece in posti diciamo più selvaggi.
Quindi il Covid in qualche modo ci ha mostrato che un altro mondo è possibile e ce l'ha mostrato davvero. Dobbiamo in qualche modo ci ha dato la possibilità di smettere di immaginarlo, perché l'abbiamo toccato con mano, ecco, almeno l'abbiamo toccato con mano, modo di dire, ovviamente l'abbiamo visto attraverso le immagini. Quindi questo mondo è reale ed è veramente più vicino di quanto pensiamo. Certo, questo non vuol dire che dobbiamo stare tutti a casa tutta la vita per far pascolare i cinghiali in Piazza d'Italia, questo no. Però non possiamo non farci una domanda, cioè quanto di superfluo facevamo prima, domanda alla quale dobbiamo rispondere onestamente, farci un po' tutti un esame di coscienza, ecco, direi che è doveroso. Poi è vero, ci aspettano tempi duri, il problema del lavoro è un problema reale, se da un lato l'industria è fallita, il turismo non è mai morto, che invece il turismo che dovrà, insomma, pagherà un prezzo altissimo per le conseguenze del Covid. A maggior ragione dovremmo essere più vigili perché proprio nei momenti più brutti, questa è storia, la Sardegna ha fatto le scelte peggiori. Prima dell'avvento del Covid il dibattito per quanto riguarda la transizione energetica era abbastanza vivo, grazie anche al lavoro di comitati come Nometano Sardegna, un lavoro straordinario che hanno fatto insieme anche all'ISD e ai Fridays for Future per quanto riguarda delle delibere che hanno portato nei comuni della Sardegna, dove venivano sottoscritti, dove è stata sottoscritta, diciamo, la rinuncia alla contrarietà al progetto di metanizzazione. Ovviamente ci si è dovuti fermare, ma l'impellenza, ecco, della questione energetica non può essere rimandata a lungo. Perciò che la Sardegna possa farcela senza carbone, senza metano, è possibile. Ovviamente bisogna puntare alle energie rinnovabili, sulle quali bisogna anche qui devono essere sostenibili a misura e non darle in mano alle solite multinazionali di turno, che peraltro sono in piena riconversione verde, insomma, in pieno greenwashing, chiamiamolo così, insomma, come viene chiamato in questo momento. Perciò la strada da percorrere è molto chiara, bisogna solo avere il coraggio di intraprenderla, quindi no al metano, no quindi ai combustibili fossili, no anche all'elettrodotto, che attenzione è un altro progetto che ci stanno calando dall'alto, che avrebbe il duplice effetto di allungare la vita dei combustibili fossili e di spianare la strada a grossi impianti di energia rinnovabile. Invece noi siamo per la produzione, per l'autoconsumo, e quindi per insomma, energie ecocompatibili e molto più vantaggiose anche economicamente per l'isola. Grazie. Grazie Paola. L'architetto Sandro Roggio. Grazie, ciao a tutti. Ciao Sandro. Allora, io rispondo alla domanda utilizzando il titolo principale: come costruire la conversione ecologica in Sardegna. Io credo che per una conversione ecologica servirebbe una comunità molto consapevole, in grado di distinguere le trasformazioni del territorio nell'interesse di pochi, anzi di pochissimi, da quelle decise da noi tutti. Da sempre tutto il disastro che conosciamo, da a, e poi diremo anche da quando a quando, è stato fatto con la complicità di sardi, distratti o complici. Prima portavano via legno e il legno lo utilizzavano per alimentare la produzione nel nord Sardegna. Oggi mettono, cioè introducono case al mare o pale eoliche sulle colline del centro Sardegna. È questo che è accaduto o che accadeva, ce lo segnalavano con molta frequenza i continentali. Le azioni dei predatori erano segnalate. Pensate che il conservatore sardo delle selve era d'accordo per regalare 100.000 querce a un imprenditore modenese e si è opposto nel 1848-49 Alberto La Marmora, che ha pubblicato un libretto grazie al quale è riuscito a sventare questa azione.
Ecco, io credo che oggi noi siamo messi allo stesso modo, nel senso che sono cambiati i tempi, però quello che conta è il ricatto dell'occupazione, per un tempo molto breve in alcuni casi, in cambio di autorizzazioni al saccheggio. Ed è ormai chiaro, secondo me, che la Sardegna povera, anzi poverissima, fa molto, ma molto comodo ai ricattatori. E direi che questa è una convenienza, possiamo dire, cinica, che neppure Casa Savoia ha ipotizzato. La strada, convincere i sardi a non farsi rappresentare da sardi leghisti, ma sto parlando, credo, di una roba molto rivoluzionaria, molto difficile da realizzare, per cui la domanda sul soggetto che potrebbe agire in funzione di una battaglia politica contro il saccheggio del territorio, che è molto più grave del disastro economico che si produce, perché il disastro economico teoricamente almeno si può rimediare. Un ambiente, un paesaggio, un luogo, uno scenario fortemente degradati difficilmente possono essere riportati in una condizione di accettabilità. Basti guardare i 450.000 ettari di territorio che, diciamo, secondo conti fatti molto bene, sono stati inquinati in modo irreversibile. Penso al Sulcis, penso all'area della zona industriale di Porto Torres. Sì, grazie. Grazie Sandro. Do la parola a Nicolino Camboni di Rifondazione Comunista, il segretario provinciale di Sassari di Rifondazione Comunista, per essere Buonasera precisi. A tutti. Ciao Nicolino. Ciao. Allora, inizio anch'io ricordando questo 1° maggio, e oggi ho pubblicato un post, ve ne leggo un pezzettino tanto per ricordare la giornata di oggi. Oggi è il 1° maggio del 2020 e non possiamo festeggiare assieme fisicamente a causa della pandemia, però credo che sarebbe opportuno, almeno virtualmente, ricordare i bambini, le donne, gli uomini e gli ultimi di qualsiasi razza che sono morti a causa del lavoro o per la ricerca dello stesso. Ogni anno nel mondo muoiono a causa del lavoro, tra virgolette, circa 400.000 persone. È un'ecatombe, una delle guerre dimenticate, una guerra dichiarata formalmente da nessuno, orribile e spietata, che procede incontrastata. Questa è la guerra dei morti sul lavoro, deliberatamente voluta da queste politiche neoliberiste, ricorda qualcosa la sanità privata, e da questo mercato unico, dalla globalizzazione che non vuole controlli sulla precarietà, sullo sfruttamento intensivo, sulla crescente insicurezza e soprattutto sul profitto. Quindi, per rispondere un attimino alla domanda che ha fatto Roberto, io partirei un po' più in là dei 30 anni richiesti. In questo periodo abbastanza lungo, che sembra un'era geologica, ma non lo è, la politica in questi anni ha ignorato le persone, mettendo al centro come priorità il mercato, come dicevamo, e la finanza. Ed oggi però il coronavirus, che non è la causa di tutto questo, ne ha messo a nudo il fallimento di tutte queste politiche. La Sardegna in questo caso non fa eccezione. La classe politica, le classi politiche che hanno governato l'isola, esclusa qualsiasi realtà di felicità, si è dimostrata sempre succube o azzerbinata. Qui la chiameremo cane dei Telzu, ad imposizioni che venivano imposte da fuori dell'isola, che hanno prodotto la distruzione ambientale, economica e culturale della nostra terra. Penso ai petrolchimici, alla devastazione delle coste, all'occupazione militare,
il tutto naturalmente in funzione del loro profitto. A noi hanno lasciato crisi, devastazioni e fallimenti, facendo pagare il tutto in primis alla società sarda, che piano piano si è impoverita sempre di più e facendo in modo di non lasciare strumenti e possibilità di eventuali rinascite. Ci si chiede come possiamo fare per invertire la rotta, giustamente. Io penso che la prima cosa da fare è da far capire e da far conoscere sia quella che non dovremo più sottostare a dei ricatti occupazionali, come diceva Sandro prima di me, che il ricatto occupazionale nell'isola e altrove è solamente il sistema per mantenere lo status quo di questa classe politica che ci dice. Vedi l'ampliamento, per esempio, del successo iglesiente delle discariche di fanghi rossi, i quali ti dicono o raddoppiamo o licenziamo, il raddoppio delle fabbriche delle bombe, o raddoppiamo o licenziamo, la continua espansione delle raffinerie, o raddoppiamo o licenziamo, quindi siamo sempre costretti non ad avere prospettive diverse, ma a subire il ricatto per le devastazioni, per poter continuare avanti sulle devastazioni. Quindi per trovare alternative io penso che dovremmo convincere tutti, parlandoci, discutendo con la gente, che l'unico sistema per poter cambiare è quello di tornare a gestire la cosa pubblica, democraticamente. In maniera però l'indirizzo deve essere, la gestione della cosa pubblica deve essere di indirizzo ecologico, perché non è il coronavirus che ha distrutto il pianeta, ma è la politica dissennata di distruzione della Terra. In questo caso, per non avere solamente sogni, ma per cercare di poterli realizzare, altrimenti non saremmo credibili se non proponessimo qualcosa che si possa in qualche modo realizzare. Vi cito solamente che il mio partito in questo momento ha lanciato una petizione a livello europeo affinché la BCE, la Banca Economica Europea, stampi, tra virgolette, non materialmente, dei soldi a mettere a disposizione di tutti gli stati, qualcosa come si chiede 1.500-1.800 miliardi di euro, e che venga distribuito, ma questi 1.500 non come prestito, ma vengano dati a fondo perduto a tutti gli stati, in modo da far fronte a questa terribile cosa che non è solamente la pandemia, ma è quello che verrà dopo. Di questi 1.500 o 2.000 miliardi, l'Italia avrebbe bisogno, stimato in qualcosa come 170 miliardi per cercare di risollevarsi e per uscire dalla crisi. Bene, se di questi 170 miliardi un bel pacco di miliardi venisse dato alla Sardegna, noi potremmo, come abbiamo fatto la volta scorsa, proporre qualcosa di ecologico. Noi avevamo fatto una marcia per il lavoro in Sardegna che ha attraversato tutta la Sardegna, sentendo quali erano le problematiche e i bisogni di qualsiasi posto della Sardegna. Noi pensavamo all'interno di questo progetto, eventualmente, se si potesse realizzare, di destinare una bella paccata di miliardi per creare, per esempio, o rifare tutte le condotte idriche in tutti i paesi, fognarie, in modo da creare anche delle reti di acque bianche che servano e che potrebbero servire eventualmente all'agricoltura. Questa credo che sia una soluzione ecologica per poter creerebbe un sacco di lavoro e potrebbe dare la possibilità di fare un investimento ecologico. Grazie Nicolino. La seconda considerazione, la seconda domanda che vorrei porre su come ognuna di voi, ognuno di noi, su come le nostre organizzazioni vogliono lavorare per
agire una Sardegna isola dell'uguaglianza, una Sardegna giusta, una Sardegna popolare, come Camille Lannoy ha scritto nella sua nota stampa. A differenza del crollo del mercato del 29 della crisi del 2008, questa nuova crisi colpisce soprattutto l'economia reale, espone le persone, il lavoro, i lavoratori, le famiglie a una condizione di impotenza e fragilità. Le lavoratrici e i lavoratori posti più in basso della catena di produzione sono i primi esposti e i primi sacrificati, anche in Sardegna che oggi vive ancora la violenza di un modello di sviluppo economico neoliberista, selvaggio, velenoso, un modello di sviluppo che ha favorito attività estranee ai nostri territori, che ha portato vantaggi solo a una ristretta oligarchia. Per superare l'attuale modello di sviluppo e costruire una nuova Sardegna, il panorama politico esistente è profondamente insufficiente e non in grado di rispondere a questa grande domanda di trasformazione e di cambiamento. Tanti piccoli castelli identitari esclusivi che partono dai soggetti indipendentisti alla sinistra italiana in Sardegna, ostaggio del Partito Democratico, e ai tanti tentativi della sinistra dell'autodeterminazione, ostaggio della sua stessa ininfluenza e della sua stessa incapacità di coltivare relazione con la società. E allora che fare? Come costruire un soggetto politico che unisca il lavoro, i lavoratori, i conflitti sociali, un soggetto politico della sinistra sarda? Come costruire un linguaggio politico nuovo che faccia comprendere adesso, ora, nel pieno della crisi sanitaria della pandemia, alle cittadine e ai cittadini sardi che possiamo uscire dalla crisi solo se riusciamo ad incontrarci con tutte le vittime di quei meccanismi sociali che originano diseguaglianze in Sardegna. Come facciamo quindi a dare forma, riconoscimento, rappresentanza alle istanze di cambiamento dell'esistente, dei riders, delle piccole partite IVA, dei precari della scuola, dei tirocinanti, di chi vive di lavoro nero, dei pastori e degli artigiani? Come facciamo a costruire credibilità politica e a superare questa costante condizione di isolamento politico e ininfluenza? Ne parliamo adesso nuovamente con Oma Nonnis. Sì, è chiaro che, come dicevo prima, sono sempre discorsi connessi questi. Vorrei partire da questa cosa. È vero, il primo interlocutore di un nuovo movimento popolare, democratico, ecologista e votato all'autodeterminazione non è tanto lo straniero d'oltremare, ma intanto i nostri barones, quelli di oggi, così come i rivoluzionari sardi della rivoluzione di fine Settecento avevano come primo nemico dichiarato appunto Sos Barones. Attenzione, non facciamo lo sbaglio di mettere in contrapposizione una visione autodeterminazionista più marcata con invece la visione di chi dice no, attenzione, i nostri primi avversari sono i sardi. È una contrapposizione che non ha senso. È chiaro che la classe politica sarda attuale, la classe diciamo dirigente o meglio digerente sarda attuale è legittimata in un sistema di potere che la vede come una sorta di grande podatario, cioè di gestore amministratore del feudo per conto del padrone oltremarino. Gli stessi meccanismi di ricatto occupazionale e di clientelismo che sono endemici e sono tipici della politica sarda, ma non da oggi, almeno dall'Ottocento. Basta leggersi la relazione di Francesco Paisserra del 1896. Ecco, quei meccanismi lì sono perfettamente integrati e sono perfettamente organici a un sistema socio-economico prima che politico che vota la Sardegna alla subalternità.
alla subalternità e alla dipendenza. Quindi spezzare le catene della dipendenza, spezzare la catena, il guinzaglio che lega la politica sarda a interessi e a centri di potere estranei, è connesso anche a una diversificazione, un miglioramento e a un'alternativa politica possibile. In questo senso è importantissimo il discorso del metodo. Come si fa a coinvolgere i sardi, tutte le varie categorie sociali, dentro un nuovo percorso politico di alternativa? Intanto coinvolgendoli, ascoltandoli, facendoli parlare. Cioè io non vado da loro a dire adesso arrivo io, vi spiego cosa dovete fare. No, vado lì e ascolto. Secondo voi quali sono i vostri bisogni, i problemi e come si potrebbe fare per risolverli? Prima cosa, perché questo è un errore, apro una piccola parentesi anche autocritica, un po' anche dell'indipendentismo, no? Noi siamo gli illuminati, adesso arriviamo noi, vi spieghiamo come dovete vivere. No, non si può fare così. Quindi un discorso di metodo, un discorso di analisi spietata. Quali sono i problemi, quali sono le loro radici, come si connettono con i problemi più generali, quali ne sono i nodi, gli elementi salienti. Bisogna essere assolutamente capaci di profondissima analisi, e questo per poter generare una proposta concreta, che deve essere a sua volta estremamente pragmatica, anche dentro cornici ideali forti e intransigenti, perché secondo me c'è bisogno di intransigenza, assolutamente, il che significa anche stare attenti a con chi ci si mette. A me quello che piace di questo periodo è che c'è un forte pluralismo e che però si sta verificando una forte convergenza e un forte dialogo tra varie componenti, senza che nessuna voglia essere egemonica. Ecco, questo modo di fare deve essere preservato. Oggi è un esempio di questo processo in atto. E secondo me siamo messi meglio del passato. Bisogna declinare tutto questo anche a livello territoriale, cioè andare nei comuni, nei territori, per esempio, anche banalmente affrontando un discorso elettorale. Perché puntare sempre al bersaglio grosso? Entriamo in regione, facciamo la rivoluzione, o meglio, un po' di riformismo, diciamo così, assumendo le leve del comando direttamente in regione. Ma io direi che invece si potrebbe partire dalle nostre comunità che hanno delle sofferenze, dei problemi estremamente stringenti e su cui è lecito ed è doveroso ed è necessario che si formi una nuova classe politica, chiamiamola così, cioè una schiera di nuovi amministratori che non siano legati ai partiti italiani, poi partiti, una parola grande, ai centri di potere, diciamo così, italiani, ma che si sporchino le mani con i problemi concreti. Alcuni esempi li abbiamo già e vediamo che stanno assumendo un ruolo centrale, come è giusto che sia. Dobbiamo proseguire su questa strada. Se si deve parlare poi di elezioni, di come affrontarle, è un altro discorso, lo possiamo fare, lo dovremo fare, ma secondo me, ripeto, partendo dai nostri comuni. Non possiamo prescindere da una visione anche storica, consapevole della nostra vicenda collettiva, cioè nel corso degli ultimi 2 secoli cosa è successo in Sardegna. Anche su questo dobbiamo esercitare una fortissima analisi e dobbiamo anche capire gli errori del passato, no? L'idea della modernizzazione. Per esempio la sinistra in Sardegna, il Partito Comunista, questo errore lo ha fatto in modo drammatico in passato. Dovremmo essere bravi a recuperare l'eredità migliore delle esperienze politiche del passato, ma riconoscere anche gli errori che sono stati fatti. E su questo discorso della modernizzazione vera o presunta bisogna tornarci, bisognerà farci conti. Io penso che questo sia il quadro migliore in cui inserire un discorso sul lavoro, sull'occupazione, che non deve essere tributario del discorso dominante di indole iperliberista, ipercapitalista, padronale, che è quello che ha dominato almeno dagli anni 70 in poi. Ecco, dobbiamo astrarci, trovare un'alternativa anche nel linguaggio, anche nei termini della questione, e in Sardegna probabilmente lo possiamo fare perché siamo in una condizione particolare. Dobbiamo assolutamente trovare un percorso nostro, affrontare tutto il discorso del post-lavorismo, per esempio. C'è un ampio dibattito a livello mondiale su questi temi e noi dobbiamo essere in grado di assumerli, studiarli, farli nostri e poi declinarli sul nostro territorio, perché alla fine quello che conta è la qualità della vita delle persone, e la qualità della vita, anche il reddito, si compone di tanti fattori,
e alcuni non sono necessariamente legati al discorso monetario, al discorso della retribuzione del lavoro, al discorso, tanto meno al discorso del profitto, dell'individualismo, perché i sardi, che vengono considerati individualisti, noi stessi ci riteniamo individualisti perché ci hanno inculcato questa stupidata in testa, ecco, dobbiamo convincerci invece, dobbiamo fare tesoro della nostra storia millenaria, in cui quello che ha sempre prevalso è stato lo spirito di comunità, lo spirito comunitario in tutti i mestieri, in tutti i lavori fondamentali della vita dei sardi. Nel corso della nostra storia è stata importante la collaborazione, dal fare il pane al fare i tessuti, a lavorare i campi, in tutte le manifestazioni del lavoro e della cultura materiale in Sardegna. Per millenni il centro è stata la comunità. Dobbiamo recuperare questo spirito e dobbiamo declinarlo e tradurlo nei nostri tempi così complicati, ma anche così ricchi di possibilità. Grazie Omar Onnis, storico e scrittore. Stefano Puddu Crespellani di Sardegna Possibile. Ciao Stefano. Ciao di nuovo. Ma io anzitutto voglio dire esplicitamente che mi ritrovo al 100% con le considerazioni che ha fatto Aurora Omar, e anche di fatto con delle cose a cui hanno accennato in precedenza, cioè l'idea dell'esistenza di una comunità consapevole è un discorso centrale. Diciamo che una parte del lavoro politico e culturale è quello di ricostruire io credo che sia anche importante tenere presente nell'analisi della realtà della Sardegna che noi viviamo questa tendenza, che è anche un sintomo, diciamo, dello squilibrio generale che noi viviamo, questa tendenza di fuga dalle zone interne verso le zone costiere, la tendenza allo spopolamento. E l'altra questione che riguarda poi la struttura, diciamo, lavorativa è che, come ormai dappertutto, la parte terziaria del lavoro prende un 80%, diciamo, dell'occupazione. In Sardegna l'agricoltura sta attorno al 5% e l'industria e la costruzione si prendono il 15%. Questo tipo di struttura, diciamo, del lavoro è possibile soltanto industrializzando sostanzialmente il settore primario. Una cosa che sicuramente non ne fa parte della nostra, non so come dire, appunto della tradizione più profonda della Sardegna, ne fa bene anche ai risultati. Allora, ai risultati, diciamo, del settore primario, nel senso che molto spesso questo modo di lavorare le terre può avere anche degli inconvenienti. Comunque, riprendendo la questione diciamo, delle zone interne, io quello che mi sembra diventare un laboratorio di esperimenti anche politici importanti, e che io credo che bisognerebbe privilegiare. Invece finora l'abbiamo dato un po' per perso, no? Per perduto. Io adesso, come forse sapete, io vivo in Catalogna, quindi non posso farlo direttamente, ma io quando tornerò in Sardegna cercherò di andare in un paese, a stare in un paese, perché penso che sia diciamo, è importante rivitalizzare anche questi luoghi, ed è la possibilità di fare un luogo giusto dove fare cose insieme tra persone diverse. E qui in Catalogna io quello che ho potuto vedere è come, per esempio, delle forze politiche giovani, come le candidature di Unità Popolare,
hanno scelto proprio di radicarsi nei luoghi piccoli, nei municipi. La loro strategia politica funzionava in questi termini. È un esempio che un po' nella linea di Omar andrebbe studiato e andrebbe poi riadattato alla nostra realtà, con tutte le differenze del caso, e non pensando che quello sia il modo giusto, però sicuramente è stato molto importante, un lavoro in cui un lavoro che è riuscito a far presa su persone molto giovani, che ha avuto delle regole di funzionamento molto partecipativo, di ricambio della leadership molto accentuato, molto interessante, e che ha messo anche sul piatto, per esempio, una forza politica che si dichiarava chiaramente anticapitalista. Quello che è la parte, diciamo, più dura del capitalismo, io direi l'attività speculativa in generale, cioè il modo con cui il capitale crea soldi dai soldi o usa i soldi per speculare sulla realtà, no? E anche su questo poi magari vorrei aggiungere qualcosa, adesso vedo che mi sta finendo di nuovo il tempo, però legato al lavoro. Grazie Stefano. Cristiano Sabino. Sì, io penso che noi dobbiamo ripristinare quella che Gramsci chiamava la connessione sentimentale tra una proposta politica e le persone, insomma, perché al di là delle parole, al di là dei riferimenti storici, questa cosa non l'abbiamo fatta negli ultimi 20 anni. Io ho presente dibattiti politici che facevano il cappello in quattro su quale fosse la vera bandiera sarda, su quale fosse l'ideologo o di riferimento fondamentale, se dovessimo rifarci a Gandhi o a Sankara o magari a Marx, e quale parte del marxismo fosse più o meno vera e più o meno ortodossa. Poi questo bellissimo dibattito che ci ha formato tantissimo, diciamo così, che cosa ha messo a capo? Ha messo a capo da una parte ad un elettoralismo schizofrenico, un rincorrere le elezioni purché siano, certe volte alleandosi con cani, porci e galline, con la scusa appunto che c'era sempre un pericolo maggiore che andava evitato. Dall'altra parte ha portato ad una sorta di frammentazione totale sulla base non delle idee politiche, che la frammentazione sulla base delle idee politiche è anche giusta, è anche logica. No, sulla divisione per Cortes, diciamo in Sardegna, per Tancas, per liderismi. Insomma, io penso che vanno in crisi, sono andati in crisi, stanno andando in crisi due modelli che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che sono morti. Insomma, da una parte c'è il settarismo. Quanti partiti abbiamo in Sardegna? Quante sigle abbiamo che si autodefiniscono partiti, che fanno congressi falsi, con coordinatori falsi, con segretari falsi, senza un dibattito interno, senza democrazia interna, che sono piccoli gruppi che riproducono se stessi. Dall'altra parte abbiamo un movimentismo per il movimentismo, senza nessuna progettualità politica, questo muoversi continuo che per certi versi è anche interessante, ma diciamo che se non si pone, io vedo molto spesso anche in questo periodo cercasi opposizione in giunta, sì, però se poi l'opposizione non la creiamo noi, e non possiamo aspettare che l'opposizione nasca, l'opposizione siamo noi. Cioè, mi ricordo quel film di Bertolucci, Novecento, dove si lamentavano gli operai, i contadini, dicevano ma il partito, c'era il fascismo, il potere, ma il partito dov'è, il partito dov'è? E a un certo punto arriva il protagonista e dice ma guarda che il partito sei tu. Cioè, tieni il giornale, guarda, l'hanno già preso in 100, ripassalo ad altri 100. Ecco, questa assunzione di responsabilità noi dobbiamo prendere, e io penso che oggi noi possiamo farlo, perché noi dobbiamo, secondo me, allontanarci un po'. Io quando sento certe categorie rimango un po' freddo, perché sinistra, indipendentismo, riprendiamo le lotte che abbiamo fatto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, riprendiamo i valori, riprendiamoli e rilanciamoli per costruire un movimento popolare
sardo, amico di tutti quelli che in Italia e nel mondo lavorano per lo stesso obiettivo, con idee analoghe, però lasciamo perdere un attimino delle categorie che secondo me, cioè la gente quando dici di essere di sinistra ti dice ma tu sei con Renzi, e dà fastidio. Oggi quando vado in giro magari la gente mi riconosce come indipendentista, eccetera, mi dicono ma tu allora sei con Maninchedda, sei con Solinas, insomma io penso che la battaglia per le definizioni sia l'ultimo dei nostri problemi. Noi dobbiamo riprendere a fare, cioè dobbiamo riprendere a fare nel solco con chi ci sta, cioè voglio dire, con Sandro Roggio ci sono tante differenze e le abbiamo viste, abbiamo fatto anche delle cose insieme. Io non sono convinto, per esempio, che sia colpa di Sardi. Anche su questo, cioè, riflettiamoci. Cosa vuol dire che è colpa dei Sardi? Lui ha parlato del disboscamento, ma il disboscamento lo sapete come è avvenuto. Fiorenzo Caterini ci ha scritto un bellissimo libro. L'Italia ha fatto, lo Stato italiano ha fatto una legge che privilegiava l'industria del nord e che depotenziava l'agricoltura. La Sardegna è stata distrutta come da un'invasione barbarica e allora c'è stato il disboscamento, anche tanti sardi hanno dovuto lavorare su quello. Cioè io non do la colpa ai sardi o alle persone, molto spesso siamo stati noi che siamo stati marginali. Cioè questa cosa che che le nostre lotte sono marginali è una stupidaggine. Molto spesso siamo stati noi che abbiamo fatto proposte che si guardavano all'ombelico. E allora adesso è il momento, prendiamo questa pandemia come un grande disastro, ma anche come una grande possibilità, e mi rifaccio all'articolo di Omar, che ha scritto da poco e che condivido in toto. Noi dobbiamo avere il coraggio di stabilire delle connessioni, ma non per fondare un partito o trovare un leader. Anche questa ricerca spasmodica del leader sotto elezioni, che negli ultimi anni ha assunto anche toni imbarazzanti, francamente. No, abbiamo 3 anni di libertà, prendiamoci il tempo per fare dei percorsi reali. Oggi ne abbiamo nominati tanti, alcuni sono già in corso, e allora io penso che sia necessario creare la questione del popolare. Lavoriamo sul popolare e chiudo su questo. Grazie Cristiano. Lorenzo Paulicchi. Sì, rieccoci. Allora, io vorrei, insomma, dove la sinistra è la domanda da $1 milione, parto da una considerazione. Attualmente la sinistra, diciamo detta, cioè quella che va dal PD, che vabbè di sinistra a poco e anzi fa politiche di destra, ma è che è considerata sinistra fino a Liberi Uguali, Fondazione, totalmente tutta questa ampia categoria ha il 25%, forse qualcosa di più. Quando c'era un'epoca in cui la sinistra aveva anche dal punto di vista elettorale uno spessore ben più grande. Quindi la domanda non è solamente dov'è la sinistra sarda, la domanda è dov'è la sinistra in Occidente, perché è ovvio che la sinistra in Occidente sta oltrepassando una fase di crisi, perché brutalmente la sinistra ha perso il conflitto di classe, l'hanno vinto i ricchi, l'hanno vinto i padroni, l'hanno vinto i capitalisti. Però ovviamente la lotta di classe non è che è finita, la lotta di classe deve trovare, diciamo, delle nuove risposte, deve trovare dei nuovi punti di fuga. Come trovarli? Innanzitutto da un'analisi del capitalismo di oggi, da un'analisi, diciamo, detta semplicemente dal modello economico nel quale noi siamo, da come sono attualmente strutturati i modelli di relazione tra le varie componenti della società. È molto più difficile oggi parlare di lotta di classe, perché un tempo c'era comunque la classe operaia che aveva una sua coscienza di sé. Anche io penso per una questione di spazi, la fabbrica di per sé è un grande luogo dove costruire un movimento rivoluzionario, nel senso che gli operai combattono fianco a fianco. Invece attualmente trovare un punto di unione tra tutti i lavoratori, che possono essere considerati, diciamo, la nuova classe, le nuove classi subalterne, è molto difficile, perché adesso si parla di telelavoro. Adesso come si fa a organizzare una coscienza di classe quando i lavoratori non si incontrano magari
in un futuro, come alcuni analisti stanno paventando, non si incontreranno neanche nei posti di lavoro e si lavorerà soltanto da casa, il che pone dei problemi dal punto di vista dell'orario di lavoro, dello sfruttamento, eccetera. Quindi stiamo parlando come facciamo a mettere insieme i lavoratori della conoscenza, i giovani precari e poi la schiavitù, perché se uno va magari nelle campagne pugliesi vede il caporalato, vede proprio la schiavitù. Ecco, comprendere che magari la società è cambiata, comprendere innanzitutto dove deve partire la sinistra, secondo la mia visione da 18enne, che ha ancora, spero, molta strada avanti. Secondo me deve ripartire da, come ha detto prima Cristiano, uscire dai personalismi, perché io ho 18 anni ma non ho mai votato, e quando guardo la sinistra vedo, tolto il Partito Democratico, che non è un partito, cioè una specie di marmaglia confusionaria che non è di sinistra, quella che un attimo è la sinistra, vedo 150.000 cartelli dove si riuniscono, come ha detto prima, nei congressi, in assemblee, 3 persone, 4 persone, 5 persone, 8 persone, e quali sono i motivi di queste divisioni? Sono 2. O il personalismo, perché ci sono dei problemi personali tra le varie persone, e quindi non si sta parlando di politica, si sta parlando di carrierismo, e quindi la sinistra, che non dovrebbe essere individualista, sta peccando di individualismo. Oppure differenze ideologiche novecentesche, cioè i trotskisti, i marxisti ortodossi, tu sei più a sinistra di me, tu sei più a destra di me, cioè è un discorso che poteva avere un senso negli anni 70, lo potevo anche capire, ma adesso se tu vai a parlare a un giovane, la mia classe, diciamo, un tempo i giovani erano rivoluzionari, si nasceva rivoluzionari e poi si diventava pompieri, no? Il famoso detto. Adesso in realtà i giovani nascono pompieri, nel senso che i ragazzi di sinistra, purtroppo quelli della vera sinistra, sono pochi. Quando i ragazzi di sinistra sono renziani, neoliberali, un po' centristi, e gli altri sono fasci. Il resto, i pochi ragazzi che continuano ad avere un qualche sogno di sinistra, sono veramente pochi, uno spettacolo desolante. Io non posso convincere un ragazzo della mia età parlando di marxismo ortodosso, di trotskismo, cioè le parole d'ordine dovrebbero essere altre, quindi unire, secondo me, andare a trovare le persone vere, tornare tra i precari, tra i lavoratori della conoscenza, tra i nuovi sfruttati, comprendere le esigenze e trovare dei punti in comune che accomunano tutte queste realtà, tutte queste persone molto diverse, un unico obiettivo, che è quello dello scontro contro dall'alto verso il basso, perché si parla anche di populismo. In realtà il populismo è la grande ribellione costante che ogni tanto le classi popolari fanno nei confronti dei padroni. Il problema è come interpretare questo populismo. C'è chi ci riesce bene, vedi Salvini, c'è chi riesce pessimamente, la sinistra. Faccio un'ultima considerazione: la destra populista ha 2 partiti, che sono la Lega e la Fratelli d'Italia. La sinistra, quella che dovrebbe essere di alternativa, perché in Italia già non c'è mai stata l'alternativa politica e non c'è più neanche l'alternanza politica tra centrodestra e centrosinistra, non vedo quali ci siano le differenze. 2 partiti di destra, stesse idee, 150 partiti di sinistra, ognuno con idee diverse. Troviamo un punto in comune, ripartiamo dai territori, dai giovani e da chi ha veramente bisogno della sinistra oggi. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. Paola Pilisio. Ciao. Allora, sarò molto breve su questo punto, anche perché è già stato detto tantissimo, punti molto interessanti, concordo con la maggior parte, anzi direi su tutti, specialmente con l'intervento di Omar, e quindi sul fatto del lavoro che bisogna fare partendo dalle comunità, questo sicuramente. Aggiungo che comunque bisogna puntare a una classe dirigente preparata e contemporanea. Non possiamo più permetterci incompetenti che prendano decisioni per noi. Questo rassicurerebbe peraltro anche le popolazioni, che secondo me sono troppo abituate a delegare
appunto la classe dirigente o comunque altri su scelte che riguardano peraltro i luoghi dove insomma, queste comunità sono presenti. Questo ovviamente passa anche attraverso il rafforzamento dell'istruzione, quindi della scuola, della cultura, l'abbattimento dell'analfabetismo popolare, analfabetismo funzionale, scusate. D'altronde un elettorato maturo e capace e consapevole è in grado, secondo me, di promuovere soggetti più capaci e più preparati. Ecco, tutto qua. Sono molto breve. Grazie Paola. Sandro Roggio. Provo a dire nell'ordine. Nel manifesto che annuncia questo incontro si evoca un movimento verde sardo popolare. Io sono d'accordo con questa sintesi e preferisco dire un movimento rosso, verde e sardo. Il rosso lo dico con molta nettezza in quanto simbolo della sinistra storica, quella buona, non quella finta, asintomatica o sintomatica. E il verde che allude all'ambientalismo europeo, sì, a quello più intransigente, che guarda caso prende pure voti in Francia e in Germania. Il sardismo popolare è credibile, che non rimanda al partito di Solinas, ma casomai, provo a dire in sintesi, all'USU federalista e in qualche modo a Gramsci comunista. La sinistra in Italia e in Sardegna, diceva un mio caro amico, o sarà rossa e verde o non sarà. E se vorrà incidere dovrà essere radicale. E io dico molto radicale, molto radicale. Che a guerra non risponde un po' meno guerra, che a razzismo e ai violenti non chiede più garbo, che ai corrotti non concede prescrizioni. In Sardegna, il partito che porta nella bandiera i quattro muri non deve essere perdonato mai. Il trasloco a destra e soprattutto l'alleanza con Salvini. Pregiudizi? No, questi sono, come dire, questi sono in qualche misura barriere, sono punti fermi, ai quali si corrisponde anche con aperture, o meglio, si affiancano aperture. Ecco, io credo che, per tornare alla questione verde, che ci interessa molto, ho capito che ci interessa, che la questione luogo Sardegna, non potrà che richiamarsi per ora ai principi della Costituzione italiana, e cioè all'articolo 9, senza il quale, cari amici e compagni, avrebbero infierito sull'ambiente e sul paesaggio dell'isola in maniera che manco ce l'immaginiamo, perché in Sardegna non c'è normativa in grado di resistere all'invasor. Prima del PPR, NUDDA, con 2D o se volete con 2Z. Ecco, io voglio dirlo facile, sono preoccupato per la tutela del paesaggio italiano, perché a me questo racconto, il tanto amore per la Sardegna, che vuol dire amore per le processioni, amore per un nuraghe diroccato, amore per quelle robe impalpabili come sono la grande ed importante devozione verso le cose o verso la spiritualità e così via. Ecco, tutto quello che è evanescente è amore per la Sardegna. Quella roba lì mi interessa relativamente, mi interessa anche. Io sono preoccupato del luogo e la Costituzione mi autorizza a chiedere conto del luogo, a chiedere conto. Io posso chiedere conto della salvaguardia di Venezia come una signora piemontese o abruzzese può indignarsi per il tentativo di dare il via alla speculazione a Castiadas o a Piscinas. Di più, mi sta bene che nessuno decida da solo in Europa sui beni patrimoniali di interesse translocale e universale. A me interessa, lo dico con molta chiarezza, conservare la veduta di Delft,
mi interessa conservare Notre Dame, come mi interessa conservare Biderosa e il Gennargentu, che non è diventato parco per via di ostilità nate qui. Allora, solo l'incrocio di sguardi vicini e lontani, io ho preso un appunto mentre parlava qualcuno di voi, può salvare il pianeta malato nel quale allignano più facilmente il virus di cui parliamo in questi mesi. E allora la preoccupazione del danno globale di Greta, però, che ha un fondamento, e abbiamo visto quanto fondamento ha bisogno di antenne locali, di reazioni diffuse, di connessioni sentimentali con il luogo. A Cristiano, con il quale parlo da un po', voglio dire che la fine dell'innocenza della Sardegna è un dato, è un dato. Le peggiori trasformazioni delle terre sarde, quelle trasformazioni appunto irreversibili, sono state accolte nell'isola e spesso decise nei palazzi di sardi e anche nei comuni, vedi quelli costieri, sardi, complici o disattenti. Dove ci guardiamo intorno, scopriamo che è successo già e può succedere ancora. In un colpo solo, anche in Sardegna, è successo già, si possono perdere 3 tutele costituzionali, salute, lavoro e paesaggio. Questo è successo a Porto Torres e nel Sulcis. Io ci farei molta attenzione, cioè proverei ad incardinare il progetto di un nuovo movimento politico organizzato, più o meno organizzato, più o meno orientato su un tema o su un altro, però direi che la questione ambientale debba essere quella nella quale riuscire a concentrare la massima attenzione e una attenzione plurale, non fermandoci al confine della Sardegna. Grazie, grazie Sandro. Nicolino Camboni, con Nicolino chiudiamo questo secondo ciclo. Come al solito, essendo l'ultimo, quindi Sandro Loggio, con il quale parliamo spesso, mi anticipa su quello che bene o male è la mia idea. Sono perfettamente d'accordo, perché anche all'interno del mio partito c'è questa, come dire, prendere coscienza del fatto che il partito debba essere, almeno in Sardegna, un partito rosso-verde, e questo lo diciamo già da quel dì. E per in effetti rispondere un attimino a delle cose dette negli interventi precedenti, io penso che ritornare ad usare quelle parole di sinistra, che sembrano oggi blasfeme come la lotta di classe, bisogna anche capire che non è vero che non esiste più la lotta di classe. Almeno ci hanno fatto capire o ci hanno inculcato l'idea, la propaganda dei media, naturalmente in questo campo è egemone, non esiste più la lotta di classe. Ma la lotta di classe dei padroni esiste, degli imprenditori, se la difendono la loro classe, come la vogliamo chiamare quella? Non lotta di classe, e noi non possiamo comunque dire che esiste una lotta di classe. Oggi si parla di tanti partiti della sinistra, di che cosa vogliamo fare. Bene, in questi ultimi anni, e lo dico non per vantarmi, ma perché dico che questa è stata la realtà dei fatti, il mio partito ha cercato sempre, cercando di levare l'egemonia sulle cose che faceva, cercato sempre un coinvolgimento di tutte le forze con le quali portare avanti dei progetti e dei programmi comuni di sinistra. Poi si dice anche che la sinistra
come intesa non esiste, oppure c'è la frammentazione? C'è la frammentazione perché l'idea di sinistra a questo punto si scontrava alla fine delle aggregazioni o all'atto di mettere in pratica i progetti, si scontrava con un fattore quasi fisiologico, cioè, come diceva Gramsci, bisogna essere alternativi. Parte della sinistra diventava sostitutiva del potere o voleva diventare sostitutiva del potere. Vorrei chiedere ai compagni quanti anni è che il Partito della Rifondazione dice di essere alternativo e di non fare alleanze con il PD e con le forme di o con i succedari ai partiti che portano avanti delle politiche anche se mascherate, ma comunque neoliberali e neoliberiste soprattutto. Allora che fare? Come si fa a fare un'alleanza, un movimento? Beh, penso che noi l'esempio per quello che vogliamo fare l'abbiamo dato a Sassari, con Cristiano, la quale divide più di quello che ci unisce, vogliamo dire, però con Caminera Nova abbiamo cercato di realizzare qualcosa che ci unisse veramente. Su che cosa? Ci unisse sulle lotte. Abbiamo creato Sadomo Dedotto, per creare, come dire, una nuova comunità politica che sia dove non c'è uno che si autodefinisce padrone o dove ha l'aspettativa di essere un capolista futuro. No, stiamo cercando di costruire un movimento e lo stiamo facendo soprattutto su quelle cose che ci accomunano. Abbiamo creato una piattaforma a Cagliari, dove ci sono Sardegna Possibile, c'è Rifondazione Comunista, c'è Caminera Nova, ci sono partiti del PC, ci sono addirittura ambientalisti. Per fare che cosa? Per cercare intanto di stare in mezzo alla gente e di capire quello che veramente sono i progetti della gente, di fare delle lotte comuni. Abbiamo fatto manifestazioni contro la sanità privata al Mater Olbia. Abbiamo fatto una manifestazione di appoggio ai lavoratori precari, ma senza per questo dire che l'abbiamo fatto perché vogliamo essere protagonisti. Queste sono cose che molto probabilmente dovrebbero essere allargate ed ambientate in tutta la Sardegna. La proposta di tornare nei paesi, è vero che bisogna tornare nei paesi, ma bisogna anche pensare ad eliminare o a cambiare questa legge elettorale che ci impedisce comunque di non avere potere per poter decidere della nostra vita in Sardegna. In quest'ottica molto probabilmente crediamo che possa nascere una nuova aggregazione rossa-verde che parli di ambiente, che parli di istruzione, che parli di politica attinente ai bisogni della gente. Grazie. Grazie Nicolino, concludiamo questo secondo ciclo, ci avviamo anche alla conclusione di questo confronto con un'ultima considerazione, un'ultima domanda. Caminera nell'annunciare questo dibattito in diretta ha scritto che esiste una questione che accompagna la Sardegna da almeno 600 anni, la necessità di un autogoverno realmente democratico che sia compatibile, armonico con gli interessi e con la vita di chi vive in Sardegna e di chi progetta il proprio futuro. Quindi la domanda è: esiste la questione sarda? La Sardegna è sarda? Se la questione sarda esiste, perché la nostra sinistra sarda non mette in discussione questo processo mai concluso di centralismo politico e culturale della Sardegna? È possibile far rientrare la questione sarda in un dibattito più ampio, più avanzato, che non sia relegato solo al mondo indipendentista?
come facciamo da sinistra a rompere il tabù? Perché è un tabù dell'autogoverno, dell'autodeterminazione e del patto costituzionale che lega la nostra regione autonoma della Sardegna allo Stato italiano. Quindi la sintesi di questa domanda è: possibile costruire un nuovo patto costituzionale basato sull'autogoverno e che quindi possa accogliere, dare voce, gambe a un nuovo modello di sviluppo basato sull'uguaglianza? Omar Onnis. Questo è un tema secondo me centrale, che naturalmente riguarda anche gli altri, e non se ne può prescindere. Cioè, uno dei limiti grandissimi che ha avuto la politica in Sardegna nel secondo dopoguerra è che è stata dominata ed egemonizzata dalle due grandi famiglie politiche italiane, del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana, e con venature più o meno autonomiste, di più nella Democrazia Cristiana, perché ricordiamoci che doveva arrivare Togliatti in Sardegna a richiamare i dirigenti comunisti sardi ad avere più fiducia nell'istituto autonomistico, quindi con dei limiti purtroppo e dei ritardi grandissimi proprio di elaborazione, a parte i vari laconi eccetera, all'interno del mondo comunista sardo-italiano. E quindi la sinistra sarda, tradizionalmente quella legata appunto alla politica italiana, ha sempre avuto questo ritardo e questa misconoscenza della questione. Ma la questione sarda, che non, secondo me datarla da 600 anni è un po' eccessivo, un po' propagandistico, è un po' tributaria come visione più a Sergio Azzeni che a una lettura storica compiuta. Prendiamola per buona. Io mi terrei più sugli ultimi 2 secoli, cioè l'età contemporanea sarda vera e propria. Dalla sconfitta della rivoluzione sarda nasce la Sardegna di oggi, e nasce come una terra subalterna, votata alla subalternità, la cui classe dirigente o dominante, meglio, è l'intermediario tra un potere esterno che deve essere ed è assolutamente concepito come tale, non deve essere diverso, tra un potere esterno e il territorio della Sardegna. Una classe intermediaria che però naturalmente trae dei vantaggi della legittimazione da questa posizione. Questa è la cifra della politica in Sardegna da 200 anni. Mutatis mutandis, con tutto quello che è successo nel frattempo. Allora, la questione sarda è una questione centrale. Per affrontarla bisogna avere degli strumenti analitici forti, e io qui veramente pregherei di recuperare davvero Gramsci, davvero, come è stato recuperato in tutto il mondo tranne che in Italia e quindi anche in Sardegna. Gramsci è il padre degli studi postcoloniali. Sono cornici interpretative che in Sardegna bisogna imparare a usare, è necessario usarle, e non bisogna aver paura di usare i termini coloniale, colonia, colonialismo per la Sardegna, perché ci sono degli elementi storici fortissimi che ci iscrivono di diritto in quella grande storia. Nella storia del colonialismo europeo ottocentesco, del colonialismo interno europeo, perché non c'è solo la Sardegna. Come si deve declinare questo discorso di autodeterminazione democratica e popolare? Si deve declinare come esterno e ostile alla falsa opposizione dominante oggi tra la tecnocrazia europea, oligarchica, padronale, e i sovranismi, cioè quelle declinazioni del nazionalismo reazionarie, tradizionaliste, che in realtà sono una funzione e uno strumento della stessa oligarchia. In realtà è un gioco truccato. Noi dobbiamo uscire da quella trappola. Lo stiamo facendo in parte, nel senso che se noi guardiamo il dibattito delle nazioni senza Stato tra la Catalogna, la Scozia, la stessa Corsica ed altre realtà di questo tipo, vediamo che il discorso dell'autodeterminazione democratica è declinato esattamente in opposizione a questa falsa opposizione che domina il discorso pubblico in Europa e in Italia. Noi siamo alternativi, e lo siamo in quanto
rivendichiamo le nostre radici popolari, rivendichiamo la realizzazione della democrazia, perché in Sardegna non è mai stata realizzata una vera democrazia, perché se la democrazia, anche solo dal punto di vista del voto, pensiamo al voto, alle elezioni in Sardegna, voi potete affermare in coscienza che in Sardegna il voto sia libero, personale e segreto? Possiamo dire che gli elettori in Sardegna godano in pieno di questa forma di diritto? Io non mi sento in coscienza di poterlo dire. Il voto in Sardegna non è né libero, né personale, né segreto. Gran parte delle persone che vanno a votare sapendo che qualcuno sa cosa voteranno e che il loro voto è vincolato a legami non sempre, diciamo così, realmente democratici. Questo è un problema grande. Quindi recuperare Gramsci, recuperare l'analisi postcoloniale, recuperare la forza di un discorso che deve essere, deve orientare le scelte e deve diventare il recupero di una dignità nostra come collettività storica, insieme a un discorso più ampio, almeno a livello continentale, almeno a livello europeo, ma io direi addirittura mediterraneo, perché noi siamo molto più vicini ai nostri fratelli berberi, magrebini, che all'Italia, per esempio. E sono nostri fratelli da tanti punti di vista, compreso quello, se vogliamo, anche genetico, eccetera. Allora, non dobbiamo avere paura del discorso dell'autodeterminazione e non dobbiamo farlo dipendere dall'Italia. Dall'Italia noi dobbiamo imparare a prescindere. Chiaramente si lavora nelle condizioni date, quindi dentro una cornice, un ordinamento giuridico dei rapporti, delle relazioni politiche che oggi come oggi ci vedono come una parte dello Stato italiano, ma senza la paura di arrivare a rompere il patto che non è mai stato rispettato dallo Stato italiano, mai, è stato sempre rispettato unilateralmente in termini subalterni dalla classe politica sarda, ok? Mai dallo Stato italiano. Quindi non dobbiamo avere paura di rompere questo patto, che non è un patto, ma è una oppressione per tanti versi, o comunque un rapporto impari di forza, collegandoci ai processi democratici che ci circondano, ai movimenti democratici in senso ampio, ai movimenti ambientalisti, ai movimenti delle nazioni senza Stato, a un discorso di democratizzazione delle stesse istituzioni a tutti i livelli. Non dobbiamo aver paura di questo. La cornice è costituzionale, se ci va bene e se ci serve la usiamo, ma altrimenti non dobbiamo avere paura di infrangerla. Chiaramente per rilanciare il discorso, per alzare l'asticella, per avere più diritti, per avere più libertà, per avere più dignità, più lavoro, tutto più. Non è un meno, non è una diminuzione e non è neanche un discorso ombelicale strettamente nazionalista. Quelle cornici non ce le abbiamo e per fortuna gran parte anche dello stesso indipendentismo in Sardegna non è affetto da questa declinazione reazionaria e di destra. Questo deve essere chiaro, è storicamente così e continua in gran parte a essere così. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere anche una certa intransigenza ideale su questo terreno, però non dobbiamo aver paura, perché la condizione storica della Sardegna è una condizione precaria che ha delle radici lontane purtroppo e che però si avvia a un processo di ulteriore indebolimento dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche della salute, per esempio. E questo noi dobbiamo tenerlo presente, perché fra 40 anni la situazione alle stesse, se le dinamiche rimangono le stesse, la situazione sarà molto peggiore. Quindi il discorso della questione sarda è assolutamente centrale e deve essere posto con forza. Grazie Omar. Stefano Pudu Crespellani. Sì, grazie. Mi sembra che stiamo arrivando un po' a chiudere il cerchio, anche con le considerazioni che faceva ora Omar su questo punto, molto interessanti come sempre. Io penso che sia abbastanza... Noi... all'inizio, no? Il sistema ci vuole immersi in questa sensazione di impotenza, no? La subalternità si manifesta un po' con questo stato d'animo.
già alcuni anni fa, nel 2013-14, il messaggio che lanciava la Sardegna Possibile si rivolgeva, diciamo, al mondo non dipendentista, quindi non era soltanto un discorso chiuso nell'ambito indipendentista, ma voleva aprire dei ponti con chi in qualche modo voleva distanziarsi da questa subalternità. Lo vorrei ricollegare anche le frasi che ripeteva di continuo era quella della colonizzazione dell'immaginario, e questo vale, diciamo, per noi, come vale, come è valso quasi quasi per tutto l'Occidente, anche al di fuori dell'Occidente. Cioè, abbiamo avuto un sistema così potente da trasmettere dei modelli che alla fine in qualche modo tutti introiettavamo e consideravamo gli unici, diciamo, su cui era possibile funzionare. Ecco, questo processo di uscita dalla subalternità probabilmente verrà favorito anche da questi momenti ripetuti di crisi in cui si rende chiaro, evidente, che in realtà quel modello non funziona. Si parlava dell'1% contro il 99%, perché siamo arrivati a un punto in cui le oligarchie arrivano anche a concentrarsi a dei livelli abnormi, mostruosi, per cui, diciamo, chi muove veramente le fila, in particolare dell'economia finanziaria, è un pugno di persone. Allora, noi dobbiamo trovare il modo di uscire un po' da tutti questi, da questi elementi e farlo appunto a modo nostro. In questo penso che per esempio la Sardegna dovrebbe dare più valore all'esperienza delle persone che vivono nel Disterru, cioè che vivono fuori dalla Sardegna, che hanno fatto la scelta per varie ragioni di studiare, di conoscere altre realtà. E queste conoscenze formino parte, diciamo, di un patrimonio collettivo. Poi mi sembra che, insomma, stiamo arrivando anche a questo elemento comune, che è importante ripartire dai territori, ripartire dalle comunità, trovare dei modi di lavorare che siano diversi nei fatti, nei metodi, nel modo di lavorare. Noi dobbiamo veramente non solo, diciamo, decidere che siamo l'opposizione, ma dobbiamo farlo differenziandoci profondamente dalla politica che viene fatta da questo blocco, diciamo, bipartito, però sostanzialmente uniforme, che poi quello è l'unico che ha rappresentazione in questo momento, per esempio, nel Consiglio regionale. Quindi il nostro lavoro è quello di cercare di ascoltare e dare risposta a dei bisogni reali. Io l'ultimo elemento che vorrei lanciare è quello legato alle cooperative di comunità, come in uno spazio in cui pensare che le possibilità di lavoro ce le possiamo anche costruire insieme, come prospettiva. È una prospettiva che è molto legata a comunità locali. Quindi su questo, per esempio, è un filone che può anche riguardare poi tutta una serie di attività che sono legate alla nuova cultura verde, alla nuova cultura ecologica. E anche su questo, insomma, avremo modo di... Grazie. Grazie Stefano. Cristiano Sabino. Sì, io quando sento parlare di riforma dello statuto incomincio a sentirmi male, a sudare freddo, perché mi immagino tutta una serie di ingegneri, insomma, ingegneri istituzionali che si mettono
a scrivere normative. Cioè, noi dovremmo un po' tornare alle radici, concordo assolutamente con Omar, con riprendere Gramsci, riprendere quel dibattito che è stato dimenticato e cancellato completamente. Cioè, per Gramsci la Sardegna era una colonia di sfruttamento. Non solo, queste posizioni sono poi diventate linea del Partito Comunista d'Italia, che addirittura nelle tesi di Colonia del 32 teorizzava uno Stato federale dove vigesse il diritto all'autodeterminazione fino alla separazione politica, e poi addirittura linea dell'Internazionale contadina, col famoso documento che ha portato Ruggero Grieco al quinto congresso del partito Sardo d'Azione, dove si diceva viva la Repubblica Sarda autonoma, viva la lotta dei contadini, viva l'autogoverno dei contadini e del popolo sardo. Però a parte questi riferimenti storici che insomma magari affronteremo in altra sede, io vorrei dire che alle origini del sardismo, perché il sardismo non è il partito Sardo d'Azione, assolutamente, il partito Sardo d'Azione è diventato una sorta di organismo podatario, oligarchico, che gestisce clientele elettorali come tanti altri partiti, insomma si è completamente evoluto, ma alle origini del sardismo il problema dell'autonomia è il problema dell'autogoverno. Cioè il problema che viene affrontato nel primo congresso dei combattenti, quando questi tornano dalle trincee, è ma adesso noi vogliamo contare qualcosa. Fino a oggi siamo stati, per citare Michelangelo Pira, oggetto della storia, adesso vogliamo diventare soggetto della storia, e la storia per noi coincide con la nostra terra. Cioè questo è il concetto dell'autonomia, non quella che poi è stata realizzata, perché l'autonomia che abbiamo è ridicola, largamente insufficiente e fra l'altro su tantissimi punti assolutamente non applicata. E in questi giorni abbiamo fatto tanti esempi, dal paniere calmierato per esempio, all'articolo 5 dello statuto, perché i signori che stanno in regione, da sinistra a destra, se si può dire così, usano l'autonomia soltanto per ritoccarsi al rialzo di stipendi, basta, e questo è l'unico scopo, l'unico utilizzo che fanno della cosiddetta autonomia. Ma il discorso non è l'autonomia o il patto costituzionale, noi non abbiamo firmato nessun patto, fra l'altro i sardi sono stati anche gli unici all'interno dello Stato unitario che non hanno mai neanche votato ai plebisciti quando è nato lo Stato italiano, quindi che patto abbiamo firmato? Il discorso è quello di far risorgere un movimento popolare che punti sull'autogoverno, cioè sfruttando tutte le leggi democratiche che ci sono, ma capendo che la storia non è una gabbia. Cioè, sì, io sono d'accordo con Sandro Roggio, assolutamente. Usiamo anche tutti i punti della Costituzione che ci possono essere utili, anche sulla questione linguistica, perché la Costituzione tutela le minoranze linguistiche e noi non siamo tutelati. Ma ricordiamoci che la Costituzione, nell'articolo 5, scrive che l'Italia è una Repubblica unita e indivisibile. Cosa vuol dire? In termini storici, esistono stati che sono indivisibili? Ovviamente no. Quindi la Costituzione per molti versi può essere utile, per altri versi insomma è frutto del suo tempo anche, no? Nello statuto autonomistico noi abbiamo che possiamo governare le saline, cioè cosa ce ne facciamo delle saline sinceramente? La parola popolo sardo è nominato soltanto una volta e non si spiega che cos'è. Io penso che però noi non dobbiamo porci il problema del riscrivere il patto, perché io non vorrei trovarmi in una stanza con Solinas o con Soru o con Sedda a riscrivere nessun patto, cioè quelli per noi sono gli avversari, cioè noi dobbiamo pensare ad un movimento popolare che punti, come giustamente diceva Omar, sulla questione democratica, il diritto a decidere, perché quando abbiamo preso le firme per esprimerci sul fatto che probabilmente avremmo voluto votare avremmo voluto fare un referendum sull'occupazione militare, sui poligoni militari, ce l'hanno stracciato in faccia. Quando lo stesso Soru ha scritto una riforma della statutaria e in questa riforma ha scritto popolo sardo, la Corte Costituzionale gliel'ha stracciata in faccia.
Quindi, cioè, attenzione, perché sinceramente dovremmo, secondo me, metterci nell'ottica di capire cosa vogliamo fare da grandi. Vogliamo pensare soltanto a immaginare indipendentismi di governo o riforme istituzionali dall'alto, oppure vogliamo incominciare a promuovere un autogoverno dal basso a partire da tutto quello che possiamo fare per poi osare anche magari alzare l'asticella? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare dalle battaglie reali, non dalle battaglie immaginarie o dalla Sardegna che un giorno vorremmo, dalla Sardegna perfetta o dal mondo perfetto che un giorno vorremmo costruire. Passo. Grazie Cristiano. Lorenzo Paulicchi. Sì, allora farò un breve intervento riguardo alla questione dell'autodeterminazione. Io da giovane cosa posso constatare sicuramente della mia isola? Premetto che io sono per metà sardo e per metà toscano, quindi non sono totalmente sardo, ma mi sento molto sardo, sono estremamente attaccato a questo luogo, vorrei non andarmene, purtroppo il destino di tanti giovani, soprattutto anche dalle aree interne, è quello di migrare via dalla nostra Sardegna. I numeri delle persone, dei nostri, insomma, dei miei coetanei che migrano sono veramente alti. Autodeterminazione. Partire dall'autodeterminazione significa, secondo me, per il sardismo, uscire dal complesso del partito sardo d'azione, che adesso è diventato una specie di partito sardo-lombardo d'azione, un pochino imbarazzante, quasi un paradosso logico nel quale i sardisi si alleano con gli ex indipendentisti pagani ed entrano praticamente in una specie di circolo vizioso, che è quello che aveva descritto prima Omar, rispetto allo scontro fasullo finto che c'è per l'appunto tra le elite tecnocratiche europee globaliste, diciamo, quindi il globalismo e il sovranismo, quello nazionalista, reazionario, tradizionalista, conservatore. Secondo me l'autodeterminazione per l'appunto deve essere un'autodeterminazione che deve partire per l'appunto da una concertazione di diverse lotte, quindi ovviamente in Sardegna deve ovviamente partire dalle aree interne, da quello che è il cuore della nostra isola, ma soprattutto dal punto di vista politico è essenziale comprendere la lezione di alcuni movimenti, diciamo, di autodeterminazione che hanno avuto più fortuna del sardismo, come per esempio l'indipendentismo catalano, che però anche lì diciamo, ha avuto poi una storia ben diversa. E in generale comunque riuscire a immaginare, ecco, quello che io insomma ho pensato per questo intervento, riuscire a immaginare l'autodeterminazione non come una bieca contrapposizione tra etnie, tra nazionalismo italiano, nazionalismo sardo, ma proprio come un momento nel quale riscoprire il valore del luogo, riscoprire anche sì, dalla Sardegna, dall'autodeterminazione della Sardegna, poi l'autodeterminazione anche insieme alle altre nazioni che non hanno poi rappresentanza, ecco. Grazie Lorenzo. Paola Pinisio. Eccomi, sarò brevissima anche questa volta perché mi dicono che i tempi sono stretti. Quindi l'autodeterminazione ovviamente è fondamentale per le comunità che abitano i territori e quindi per le scelte, ritorniamo insomma al discorso di prima, per le scelte calate dall'alto. Io in tutti questi anni, da quando mi occupo di militanza, non lo so, sempre assistito, non dico impotente, però insomma comunque continuiamo a subire scelte scellerate. Non me ne viene in mente una, in grazia di Dio, da matrica, da quando insomma io ho iniziato a occuparmi di ambiente fino a oggi, il progetto di metanizzazione, sono tutte ripeto, scelte scellerate, quindi inevitabile l'autodeterminazione, soprattutto in questo momento di fronte alla transizione energetica. Abbiamo, secondo me, un grande potenziale, cioè la possibilità di essere indipendenti energicamente, non è da poco, è un tassello fondamentale, quindi non possiamo perdere questa occasione e quindi bisogna fare un salto e prendere in mano questioni che per troppo tempo abbiamo delegato ad altri, quindi è fondamentale. Grazie Paola.
Grazie anche per la brevità. Sandro Roggio. Sì, anche io sarò molto veloce, anche se avevo preso un po' di appunti che però non sarò in grado di sviluppare, quindi faccio in fretta. Allora, la sinistra radicale, rossa e verde, e il movimento per l'autodeterminazione possono dialogare in Sardegna, possono farlo sui temi e verificare se ci sono, e secondo me ci sono, sintonie su questioni essenziali, per fare battaglie puntuali quando servono, e ormai abbiamo visto che serve spesso, però per farsi ascoltare, lo dico a voce alta, per farsi ascoltare nel mondo bisogna essere all'altezza con argomenti e riflessioni puntuali, bisogna studiare, come diceva Gramsci, Rieccolo, e direi bisogna essere tempestivi, come non è stato, ha ragione Onnis, il Partito Comunista, che non ha trattato quasi nulla, ad esempio, la questione ambientale, salvo qualche eccezione, a Botteghe Oscure e in Sardegna. Quando Berlinguer ha accennato alla politica dell'austerità nel famoso discorso agli intellettuali del 77, mi pare, è stato fermato dagli sviluppisti che hanno visto nella politica contro gli sprechi un attentato al dinamismo industriale. Mi ricorda qualcosa in questi giorni, producendo così un gravissimo ritardo nell'analisi e nel progetto su quel tema. Sugli altri ritardi ne parleremo un'altra volta. I presupposti per una riforma dello statuto? Anche qui credo che dobbiamo fare una valutazione. Io penso, con scarse competenze, che forse, aggiungo 3 volte il forse, sulla elezione di un'assemblea costituente se ne può parlare. Io credo che possa essere un'occasione per suscitare un dibattito sulle questioni aperte. Penso che potrebbe essere un'occasione per verificare se un'alleanza rossa, verde, ambientalista, eccetera, eccetera, quella di cui abbiamo parlato oggi, possa concorrere, esserci nel dibattito, perché il dibattito sarebbe un dibattito, secondo me, molto interessante. Cioè, riformare lo statuto della Sardegna oggi ci mette delle implicazioni che negli anni in cui è stato scritto non erano presenti. Quindi è possibile che possa essere una grande occasione, una occasione di riflessione sulla quale mi piacerebbe essere, come dire, almeno testimone, vedere che cosa accade. Grazie. Grazie Sandro. Nicolino Camboni. Non si sente Nicolino. Nicolino non si sente. Non so, prova a controllare il microfono o a metterti le cuffie. Prova a metterti le cuffie. Non c'è. No. Prova a parlare? No, non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Nicolino. Va bene, Nicolino. Io a questo punto chiudo, se non possiamo avere il collegamento con Nicolino. Vorrei, a meno che non riusciamo a recuperarlo all'ultimo momento, io comunque vorrei nell'avviarci alla conclusione
leggere, visto che domande non ce ne sono state, leggere un commento che mi è apparso molto interessante, il commento di Fabrizio Ortu, che ha scritto: riappropriamoci delle nostre parole, sinistra, anticapitalismo, anticolonialismo, autodeterminazione, ecosocialismo. Costruiamo un progetto di liberazione fondato su basi solide e lunghe prospettive. Sono parole che condivido, Fabrizio, queste. Io aggiungo che tra le parole di un soggetto politico che costruisce l'alternativa di società e che pratica la politica della differenza ovunque, anche in Sardegna, c'è anche il femminismo, perché il conflitto di genere è connesso con tutti i conflitti sociali. Quindi direi che possiamo concludere questo confronto. Ringrazio Caminera Noa, tutte le persone che ci hanno seguito dalle 18 e che sono intervenute all'interno di questo confronto dibattito. Auguro a tutte e tutti un buon 1° maggio, un 1° maggio che possa tradurre le nostre parole di cambiamento e di trasformazione in pratica quotidiana. Grazie e alla prossima. Buon 1° maggio.